Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle situazioni in cui si incomincia a capire che non solo il male può tornare indietro, ma anche il bene può tornare da dove è venuto. Lo ripeto, oggi parleremo e useremo di circuiti in cui potremo o attiveremo delle forze che impediranno non al male di tornare indietro, ma al bene, perché il bene come arriva può tornare. Il benessere come è arrivato nella nostra vita può tornare indietro. E quindi quando il bene è vicino a noi, quando il benessere ci circonda, quando viviamo momenti importanti di benessere, non dobbiamo pensare assolutamente che la cosa sia perpetua. Bisogna creare delle difese in cui la nostra, e lo dico in modo metaforico, stalla, sia ben protetta. Il legale mediante veneziano hanno già messo in vendita dei circuiti, dei riti, dei ciondoli, ma per quelle persone che, tra virgolette, passano un periodo difficile e vogliono, o stanno incominciando a capire che la sedia scricchiola, o incominciano a vedere le prime crepe sul muro. Vi ricordate quando dicevano nel 2012 ci sarà il salto quantico, il salto delle balle, il salto di tutto, il quinto piano, le energie che scendevano, ve le ricordate? Bene, non è successo una beata, eh? E adesso però incomincia a succedere quello che diceva il Marietto. Quindi ricordiamoci, è vero che il male può tornare indietro, tre volte tanto, ma anche il benessere e quindi incominciamo a usare dei circuiti. Questo circuito è per il lavoro, ma perché per il lavoro? Perché l'ape, la vedete l'ape dentro l'oroboro, è praticamente un animaletto, un insetto che ci dà cinque elementi importanti: la cera, il propoli, la pappa reale, il polline e il miele. Quindi è uno degli animali che serve di più l'essere umano e ha un'egregora potentissima. E quindi l'ape è un segno, un simbolo di ricchezza e di prosperità. Meglio dell'ape non penso che ci siano altri esseri viventi che possono dare di più. Quindi andate a vedere come usare questo circuito, ma serve, mettete sopra il testimone con un, come si suol dire, con un intento per mantenere il benessere se lo avete. Questo è chiaro. Poi, se vi manca la scintilla, la conoscenza, se vi manca l'amore, se vi manca non l'amore fisico, ma l'amore intellettuale per imparare, per scendere al trespolo e pensare che tutto sia eterno, perché non c'è nulla di eterno, figuriamoci il bene, il benessere materiale, intendo dire. Quindi, se siete in uno stato confusionale, se prevedete che vostro marito, il vostro compagno, la vostra, insomma, quello che voi volete, incomincia a scricchiolare la cosa, anche questo circuito che rappresentano le 72 forze angeliche di Mercurio può essere utile e quindi utilizzate anche questo. Se non sapete come utilizzarlo, vi invito prima di tutto ad andare a cercare nella playlist del Marietto Veneziano e attivatelo. Poi un altro circuito, questo va a prendere le forze solari. Quindi anche questo deve essere attivato. Tutti e tre possono essere attivati, tutti e tre per il semplice fatto che lavorano su frequenze radioniche vibrazionali diverse. Questo è il Sole, quindi meglio del Sole. Poi però vi ricordo che per il Sole ci vuole la losanghe, ma se andate a vedere nella playlist il vostro Marietto spiega bene come utilizzarlo. Questo è importante perché se voi lo attivate ma non usate la losanghe, chiaramente la cosa diventa difficile che parta. La losanghe è questa, quindi quello del sole è molto importante, usate la losanghe, questo è chiaro. Poi andate a vedervi la pillola
E poi per portare in casa la pace, per fare in modo che avete le idee chiare, oltre le forze angeliche di Mercurio, pam, creare pace in casa. Lo stampate e lo piazzate in ogni locale se potete, se no sopra gli armadi e lo lasciate lì finché vi porta la pace in casa. Bene, io penso di aver detto tutto, cari amici, mi raccomando, mettetevi nel cervello che il male può tornare indietro, ma può tornare indietro anche il bene, il benessere, il star bene. Quindi se in questo momento voi state bene, ma anche se state male, attivate precauzionalmente questi circuiti e seguite sempre le pillole di Ildegarde, ma detto insieme. Bene, cari amici, alla prossima e ciao.